Trofeo delle Province Venete è l'evento giovanile per eccellenza, organizzato ogni anno dal Comitato regionale del Veneto in collaborazione con i comitati provinciali e le società sportive ospitanti. Quest'anno il Trofeo delle Province si è tenuto a Jesolo ed è stato il primo di una lunga serie di grandi eventi che la località balneare veneziana ospiterà da qui a fine estate. Come al solito in campo i migliori ragazzi in età under 15 delle province venete e le migliori ragazze under 14 con la partecipazione, anche quest'anno, degli amici del Trentino Alto Adige presenti con le loro selezioni. Certo, nel Veneto abbiamo 7 province e quindi per fare un torneo al completo dobbiamo integrare qualcuno. Quest'anno c'è stato il forfait di Rovigo e quindi abbiamo chiamato gli amici di Bolzano e con Bolzano e Trento abbiamo completato la rosa. Iniziamo dunque a capire come sono andate le cose in ambito maschile. La finale ha visto sfidarsi le selezioni di Padova e di Venezia, con la netta vittoria dei padovani per 2-0. Il bilancio finale è bellissimo perché non ce l'aspettavamo proprio. Noi eravamo partiti per riuscire ad arrivare alle semifinali e poi i ragazzi hanno fatto una bella impresa questa mattina contro una squadra forte che aveva terminato al primo posto il trofeo di qualificazione. E poi nel pomeriggio abbiamo continuato a dare il 110%. Il primo posto della selezione padovana conferma gli ottimi prodotti del vivaio provinciale che hanno iniziato la loro carriera pallavolistica nel migliore dei modi. Da questi ragazzi sicuramente alcuni hanno delle possibilità enormi in proiezione futura, soprattutto quelli che già hanno la possibilità di allenarsi con società di un certo prestigio, di un certo livello tecnico agonistico. Il miglior giocatore dell'intera manifestazione è stato proprio un giocatore di Padova che proviene dall'Astra Volley. Io provengo dalla società Astra Frate Volley di San Giorgio in Bosco. I miei compagni provengono un po' da tutte quante le società del circondario, quindi di Padova, e insomma siamo presenti un po' da tutte quante le società. A caldo, appena terminata la finale, i ragazzi sintetizzano così a 2 giorni di Jesolo. Rimane una bella esperienza e ringrazio i miei allenatori, lo staff e tutti i miei compagni di questa bella esperienza. Un risultato storico per Padova, che quest'anno ha vinto anche il trofeo delle province maschili di Under 14 ed i ragazzi sono consapevoli che questo risultato ha un grosso significato in prospettiva futura. Il primo posto è una grande sorpresa e la prendiamo come una prova di forza e speriamo nel futuro di fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Passando ai secondi classificati, ovvero Venezia, la piazza d'onore è più che soddisfacente, come ci conferma il tecnico Zanetti. Il bilancio finale è più che positivo per tutte le vicissitudini che abbiamo avuto durante la stagione di preparazione. Mi sento di dire un bravo ai ragazzi per tutto l'impegno che ci hanno messo, per la qualità in certi giorni di difficoltà che hanno avuto, per 1000 concomitanze. Onore e merito a Paolo che ha fatto una grande partita, una grande finale e complimenti veramente. Ecco qual è il commento di un componente della rosa veneziana che ci racconta anche qual è la sua società di provenienza. Io insieme ai miei compagni vengo dal Volley Team Sadonà e gli altri miei compagni sono Diego Ervas e Badin Marco. Durante l'anno ci siamo allenati per vincere il campionato perché però a causa di infortuni vari non ci siamo riusciti. Siamo contenti, un po' ci rode dentro però non ci possiamo fare niente. A Venezia il settore maschile non è molto sviluppato nei numeri, ma il secondo posto al trofeo delle province testimonia un alto livello qualitativo del vivaio provinciale. Diciamo che cerchiamo di tirare fuori quel poco di buono che c'è al momento, cerchiamo di metterlo assieme. È inevitabile che avendo anche numeri limitati rispetto al femminile c'è anche minor qualità. Cerchiamo di fare il nostro meglio sperando in tempi più belli. Settore maschile veneziano che pesca da società distribuite nell'intero territorio provinciale. Ragazzi provengono da ogni angolo della provincia di Venezia, passiamo da Sottomarina a San Donà, andando a finire a Fiesso. È un mix di ragazzi che si sono impegnati tanto quest'anno e è bello avere un gruppo del genere, veramente. Ecco dunque cosa è successo nella finale maschile. Padova sul tetto delle 8 province partecipanti, un risultato che la dice lunga sulla qualità maschile del movimento provinciale. Sì, è una enorme soddisfazione. Andiamo ad unire il primo posto nel trofeo provincia Under 14 e anche questo nella categoria Under 15 maschile. Una vittoria non aspettata, non annunciata, ma che ha premiato il lavoro di tutto lo staff tecnico e dei ragazzi che hanno creduto giorno dopo giorno che si poteva fare. Merito ai ragazzi che hanno ascoltato con pazienza e costanza tutto quello che lo staff tecnico ha messo a disposizione. Per cui una vittoria continua del movimento padovano che anche con il maschile incomincia a dare dei segnali molto positivi. Il terzo posto è stato conquistato da Vicenza, il quarto da Verona e via via tutte le altre selezioni.
Il terzo piazzamento probabilmente sta un po' stretto a Vicenza, che puntava alla vittoria finale. È un po' dura, non abbiamo mai perso un set nelle fasi iniziali del ranking ed eravamo, diciamo, i favoriti. Abbiamo sbagliato una partita importante col Padova, i ragazzi avevano non la tensione giusta. Purtroppo tecnicamente dobbiamo ancora crescere un po'. La fase finale del trofeo delle province venete anche quest'anno ha movimentato quasi 200 ragazzi e centinaia di addetti ai lavori e famiglie al seguito. Come al solito si è trattato di un successo in tutti i sensi. Quest'anno in modo particolare perché dopo una serie, alcuni mesi di attività che abbiamo fatto nelle varie province, abbiamo concluso questo percorso con le 2 giornate di festa e quindi è stata una cosa migliore degli anni precedenti. Ne siamo orgogliosi e quindi speriamo che sia di auspicio per l'attività anche della prossima stagione.